Riccardo Galan, ho fatto tante cose nella vita che ormai mi danno il titolo di ex come se avessi 80 anni, invece ne ho meno di 60. Adesso faccio il deputato, anzi addirittura il presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati. Un lavoro bellissimo in cui guadagnavo una barca di soldi e mi divertivo moltissimo. Vendevo la pubblicità per il gruppo Mediaset. Quando Berlusconi mi chiese per la prima volta di fare quello che ho fatto, cioè fondare il partito nel Veneto, io gli ho detto di no, alla seconda gli ho detto di sì. Era meglio di adesso, c'è poco da dire, aveva 20-25 anni in meno, sempre positivo, sempre allegro, insomma, come eravamo un po' tutti noi 25 anni fa. No? E già quando lui mi disse il nome, eravamo prima nel primissimo autunno del 93, mi disse: c'ho già il nome del nostro nuovo partito, si chiamerà Forza Italia. Siamo rovinati, gli ho detto, siamo rovinati, lo scambiano per un incitamento alla nazionale di calcio. Ecco, dice, tu non capisci niente, vedrai che funziona. Difatti funzionò, ma fu una follia intelligente, lucida. Ma il cerchio magico di allora era per davvero magico e non c'era come oggi solo lui di magico, c'erano i grandi pensatori, quelli che hanno scritto un programma straordinario, Giuliano Urbani, Paolo Del Debbio, Antonio Martino. Abbiamo fallito in una promessa, quella di quella che è stata una mancata rivoluzione liberale. Ci ha sconfitto la necessità di dover lavorare con alleati che di liberale non avevano nulla. Ci hanno sconfitto alcuni uomini al nostro interno. Tremonti non era un liberale, come non erano liberali alcune forze che erano assieme a noi, l'UDC per un certo periodo, AN per larghissimi versi. Alla fine è anche colpa nostra. Le grandi idee non tramontano mai e quindi proporre Forza Italia nel 2014 ha un grande valore come lo ebbe nel 1994. Però bisogna riproporlo, bisogna avere grandi obiettivi, grandi speranze, grandi programmi. Forse i tempi sono molto cambiati e poi c'è quella delusione che noi abbiamo creato in tanti nostri elettori, che è difficile da recuperare. Dopo Berlusconi sopravviverà qualche cosa di diverso, un centrodestra che deve darsi nuove regole, nuove ambizioni, forse non succederà a Berlusconi un altro personaggio come lui, è escluso, questo nessuno ha dei dubbi, ma forse cambieranno tantissime cose. Cosa sopravviverà? Sopravviverà il centrodestra, io spero che sopravviva una memoria importante di questi lunghi 20 anni, di questa storia gloriosa, importante, decisiva per il nostro Paese. La storia la scrivono i vincitori, e speriamo di esserlo anche per quello.